Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Una funzionaria della prefettura di Catanzaro è stata arrestata con l'accusa di corruzione. In cambio di denaro e di un immobile avrebbe favorito il gestore di una Coop per ottenere un appalto per la gestione del servizio migranti richiedenti asilo. Entrambi sono domiciliari, i migranti vivevano in condizioni igieniche precarie. Sentiamo. In cambio di denaro e di un immobile a Ferroleto Antico avrebbe favorito il gestore di una cooperativa che si occupa di accoglienza nella stipula della convenzione con la prefettura per la gestione del servizio dei migranti richiedenti asilo. Una storia di corruzione, mazzette e favori scoperta nel corso delle indagini condotte dalla squadra mobile di Catanzaro e coordinate dalla procura diretta da Nicola Gratteri. E così nei guai è finita una funzionaria della prefettura di Catanzaro posta ai domiciliari insieme al gestore della Coop. I protagonisti della storia, entrambi di Lamezia, sono Nerina Renda, 53 anni, che all'epoca dei fatti era in servizio al settore immigrazione e rifugiati della prefettura, e Salvatore Lucchino, 73 anni, gestore della Coop Janal. L'indagine, coordinata dal PM Paolo Petrolo del gruppo Reati contro la pubblica amministrazione, coordinato dal procuratore aggiunto Giovanni Bombardieri, è iniziata dopo la stipula il 29 dicembre del 2014 di una convenzione tra la Janal SRL e la prefettura all'esito della gara d'appalto bandita per l'assegnazione del servizio. Dalle indagini sarebbe emerso che Lucchino aveva stretto una relazione con la funzionaria della prefettura, la quale, sempre secondo le accuse, avrebbe partecipato attivamente all'espletamento della procedura di gara indetta dalla prefettura nel luglio del 2014, anche con sopralluoghi e ispezioni nella struttura dell'imprenditore, controlli che, secondo l'accusa, risultavano volutamente e strumentalmente positivi. Un anno dopo, nel 2015, il gestore della cooperativa ha ceduto alla funzionaria della prefettura un immobile a Ferroleto Antico, per il quale adesso il GIP ha emesso un decreto di sequestro preventivo. Era, secondo quanto emerso dall'attività investigativa, il compenso per le agevolazioni ricevute per aggiudicarsi la gara d'appalto. Lucchino, oltre a cedere alla Renda la proprietà dell'immobile di Ferroleto, le avrebbe promesso a più riprese la corresponsione di ulteriori somme di denaro. Dalle indagini sarebbe poi emerso il ruolo della funzionaria della prefettura, nel frattempo destinata ad altro incarico, in seno alle imprese del compagno quale amministratore di fatto del centro.